sempre più in alto assieme in modi differenti adesso a sfidarsi per un solo obiettivo. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Santissima Trinità e Geraci Aspra, 12ª giornata del girone A di eccellenza siciliano. Centrocampo ancora Gonzales dal primo minuto con Pettenon ancora ai box. L'assente in attacco Guadagnoli. Attenzione alla giocata qui di Bonamai, sono sul secondo palo. Il Geraci passa subito in vantaggio dopo appena un minuto con Agustin Bonamaison, 1-0 dell'argentino. Qui l'angolo del Geraci, pallone che scorre. Bonamaison, doppio passo, Mancino, il tiro, Daniele respinge, arriva da dietro la conclusione di Giovagnoli che ribadisce ancora il salvataggio dell'Aspra sulla linea. Barbera la punta, Gio a destra. La conclusione da fuori, Giovagnoli, Deniere sotto porta, Ferruzza, ma si trova in posizione irregolare. Ferruzza prende palla, si dà sul mancino, lascia dietro tutto a Bonamaison, Deniere quasi in bagger. Giovagnoli, limite, Mancino! Il 2-0 del Geraci con Nicolas Giovagnoli, il raddoppio dei Madoniti. Se lo allunga un po' Mazzotta, e allora il servizio di Ferruzza a largo per Giovagnoli, calcia da fuori. Cross in mezzo, Lopizzo centralmente. Poi il contrasto subito da Bonamaison che batte immediatamente il calcio di punizione. Cercato Ferruzza, aspetta i rimbalzi del pallone, Ferruzza va fino in fondo, adesso deve accentrarsi, Ferruzza il destro, Deniere. Sale l'Aspra che ha dello spazio in più, non trovato corso e allora Ferruzza, Fernandez contro la difesa gialloverde, Fernandez si decentra, poi calcia con Palazzo, Santaguida ribadisce, prima scambiando con Barbera, adesso si va da Tarantino, calcia da fuori, Sapienza allarga, pallone basso, Bonamaison in area piena, il tiro, deviazione, Fernandez, pallone che entra, il gol è valido con qualche secondo di suspense, il 3-0 del Geraci. Albanese, ancora Lopizzo, Gonzales, Sapienza, spalla alla porta, si gira, verticalizzazione per Fernandez, un'azione arrivata all'ultimo per il poker del Geraci, la doppietta personale di Marcio Fernandez che adesso può liberarsi. La protesta di Episcopo prima, adesso Tripiano avanza per il Geraci, calcia da fuori, parte Sapienza, centrale per Deniere che spazza via, è ufficiale il 4-0 del Geraci sull'Aspra, vittoria importante in chiave salvezza per i Madoniti.